Associazione Bellunesi nel mondo, famiglia di Jaraguá do Sul, 10 anni di attività. La storia non si ferma, è dinamica ed è guidata da attrezzi di lotte, passioni, emozioni e nostalgia. L'immigrazione italiana è un capitolo virtuoso nella storia del mondo ed è più completa quando è vicino a noi, quando la sentiamo e la viviamo. Abbiamo anche noi bellunesi una bella storia. La disgregazione familiare causata dalla degradazione europea ha lasciato una lacuna nella storia di più di un secolo. I nostri antenati hanno lasciato tutto nella loro amata Belluno, in particolare nella Valle dei Biois, per le opportunità in America. Le hanno trovate nella colonia di Luis Alves in Santa Catarina. La lacuna ha cominciato ad essere riempita nel 1994, quando il sindaco di Valada Gordina, Carla Andrich, accompagnato da sua sorella, maestra Viviana, sono venuti in visita ufficiale in Brasile, dove i suoi connazionali arrivarono nel XIX secolo, frutto di un legame di amicizia con un altro pioniere di rapporto storico, Iria Tancon. Prima è necessario registrare che il vescovo João Battista Costa era stato a Belluno nel 1935, ma non ci sono informazioni ulteriori su questo viaggio. La venuta di Carla ha stabilito i primi contatti, ha aperto la strada per avvicinare i discendenti bellunesi brasiliani con la loro origine. Il secondo contatto ufficiale è avvenuto nel mese di aprile 1997, quando autorità e familiari Costa di Belluno sono venuti alla cerimonia di proclamazione di Don João Costa al tratto autostradale che collega Massaranduba a Luis Alves. Sorge lì l'idea di creare un'associazione per riunire i discendenti di bellunesi. Edmar Elio Michelussi e Iria Tancon si sono occupati dell'iniziativa. Nel dicembre 1998 veniva dalla Valle del Biois delle grande delegazione organizzata da Luca Luchetta ed Aldo Ronchi, con 39 membri, aprendo infine le porte di scambio e di conoscenza fra i parenti stretti ma ancora lontani. L'idea di creare un'associazione bellunesi ha prosperato. Un piccolo gruppo si riuniva nella FERJ, Università di Jaraguá do Sul, sotto la guida di Iria ed Elio, per preparare l'assemblea di fondazione che è avvenuta nel 15 agosto 1999, la Società de Sporto Acaraí. Era così confermata l'entità italiana più recente delle famiglie bellunesi di Jaraguá do Sul, Massaranduba, Guaramirim, Schroeder e Corupà. Tutto ciò che mancava era la formalizzazione e questa è avvenuta nel 19 novembre 1999, in una cerimonia indimenticabile nella ricreativa Duas Rodas, con la presenza del governatore della provincia di Belluno, Oscar de Bona, che ha fatto la consegna dei Bonfaloni, ufficializzando la 111ª associazione bellunesi nel mondo. Dieci anni dopo, l'associazione bellunesi ha molto da festeggiare. Sono stati molti viaggi, scambi, omaggi, feste e il salvataggio delle tradizioni dimenticate. Nel 2000 i bellunesi brasiliani
sono andati a trovare l'altra parte nella madrepatria. Sono stati momenti di commozione indescrittibili. Nel 2006 un altro gruppo si reca in Italia facendo il contrario degli antenati. L'emozione non è stata minore. Di Belluno altri gruppi sono venuti e l'ultimo è venuto in novembre 2007, quando è stato firmato con Massaranduba il protocollo di intenti per il completamento del gemellaggio con le comunità della Val del Viois, trattato un anno prima, con la visita dei consiglieri Almir Trevisani e Abilo Zanotti in Italia. E quest'anno, 2009, riceviamo un altro gruppo. Attraverso l'associazione il primo presidente Elio Michelucci ha ricevuto nell'anno di 1999 il titolo di cittadino valadense. Anche il console onorario d'Italia in Santa Catarina, Moacir Bogo, per indicazione della famiglia bellunese di Jaraguá do Sul, ha ricevuto un'alta distinzione a Belluno. La pioniere Iria Tancon non è stata dimenticata. Le comunità della Val del Viois, il vicepresidente della provincia di Belluno, l'assessore per i flussi migratori della regione del Veneto, Oscar De Bona, in una cerimonia tenutasi nel 21 maggio 2006, gli hanno consegnato il certificato di riconoscenza. Addirittura è stato il modo di onorare il collegamento più importante sul versante brasiliano di questa catena di italianità che ha sviluppato l'avvicinamento tra le famiglie. Ma il riconoscimento non è stato soltanto da parte italiana. Nel dicembre 2005 Carla Andrich ha ricevuto con merito per tutto quello che ha fatto, per il restauro della storia dei bellunesi, la cittadinanza onoraria di Massaranduba, rilasciato dal Consiglio Comunale. Nello stesso anno è stato alzato il monumento delle famiglie bellunesi che sono venute al secondo braccio del nord a Massaranduba. Sullo schermo immette le famiglie pioniere del più bellunese enclave migratorio che detiene le più forti radici con il passato. In questa località è stata riscattata la festa dei Pavarui Pavarelli e del Pinzot, che erano quasi dimenticate. La realizzazione del filò e della serata sono state altre attività con la marca e il modo di essere dei bellunesi. L'associazione ha inoltre incoraggiato la creazione di altre associazioni, siccome quella di Guaramirim, che ha adottato la porchetta come simbolo, un'idea tratta dal primo viaggio in Italia nel 2000. Incontri di famiglie, omaggi a figli di immigranti a Massaranduba, Guaramirim e Jaraguá do Sul sono stati effettuati. Ha anche ricevuto autorità consolari della provincia e dei comuni della Val del Viois. Hanno partecipato alla rappresentanza internazionale in Venezuela del Convesc, del Comites e di tutti gli eventi di italianità della regione. Ma non abbiamo mai dimenticato il ricco patrimonio culturale. Mandiamo nel 2007 Venanda Feder in Italia all'incontro internazionale giovanile. Abbiamo creato e presentato il teatro dell'immigrazione, corsi di italiano. Abbiamo incoraggiato il lancio di libri come quello della famiglia Feder e del Papa Luciani e abbiamo ricevuto dal consolato di Curitiba libri per la biblioteca. In questo primo decennio l'associazione bellunesi ha avuto come presidente Elio Michelucci, Daniel Ampessan e Acrino Feder, Oberlin.
che con gli altri membri del comitato hanno realizzato grandi conquiste. Abbiamo una storia e non si ferma. Siamo noi gli attori contemporanei. Del passato ci sentiamo orgogliosi dei nostri bisnonni, dei nostri nonni e dei nostri padri che hanno costruito una bella strada. Noi la stiamo abbellendo con il cemento del rispetto alle tradizioni e con l'entusiasmo ed orgoglio di fare parte della famiglia bellunese di Jaraguá do Sul.